Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di nuovo dei sigilli, della loro durata e perché si fanno e perché non si fanno. Però prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera in Telegram, nel gruppo dei magici arcieri bertolini, teniamo un percorso esoterico, il Ildegarda Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas. Eventualmente se avete problemi a entrare chiedete pure a Milas, i link sono qui sotto in descrizione e se volete farmi delle domande in PVT è a pagamento 20 euro, nell'eventualità volete invece fare delle domande short dovete farle e sarebbe gradito se le fate qui sotto la descrizione nei commenti così che possono vederle anche altri e siano d'aiuto le risposte anche ad altre persone. Bene, iniziamo un po' a parlare di questi sigilli perché alcuni mi hanno fatto delle domande se durano anche dopo che uno muore e viceversa, quanta durata hanno, la loro potenza e quant'altro. Allora, la prima cosa che voi dovete sapere è che i sigilli, fin dai tempi antichi, se li sono sempre fatti fare imperatori, faraoni, re, insomma la gente che nella loro corte aveva gente che aveva un determinato tipo di conoscenza esoterica, anche perché una volta queste entità, questi personaggi che vivevano erano considerati quasi dei dio, no? Gli imperatori romani erano quasi considerati dei padri eterni e quindi avevano di conseguenza nelle loro, come si dice, vicinanze del loro gruppo, nel loro cerchio magico, diciamo così, avevano delle persone che avevano queste competenze e mettevano a loro, come si dice, a loro disposizione questi sigilli, questi simboli. Oggi noi viviamo in un'era in cui, grazie ai vari social, questi sigilli, diciamo così, sono venuti alla possibilità di essere acquistati da molti, no? Però molti che non li acquistano non riescono a capire l'importanza di cos'è un sigillo. Un sigillo, e noi diciamo come stanno le cose, per la maggior parte conosciamo i sigilli i salomonici planetari, no? Perché sono, tra virgolette, i più semplici da realizzare, i più semplici tra virgolette, perché ci vuole sempre una conoscenza esoterica importante e anche delle qualità animiche importanti, perché tutti possono farli, ma poi vi spiegherò che c'è differenza da sigillo a sigillo, sebbene sia sempre lo stesso. E poi ci sono quei sigilli con collegati dei geni. Chiaramente questi sigilli, che possono essere anche chiamati talismani a questo punto, sono molto più complicati per essere, cioè da fare, e ci sono dei sigilli con dei geni un po' particolari che sono un pochettino forti e ci vuole un tantissimo tipo di lavorazione da parte del mago e quindi hanno anche dei costi importanti perché ci vuole una tempistica e degli orari, dei fusi orari e dei giorni prestabiliti in un anno. In altre parole, si può fare solamente in quel determinato tipo dell'anno e quindi è chiaro che hanno dei costi importanti. Invece i sigilli planetari con 150, dai 120 ai 1800 euro si possono fare tranquillamente. Invece gli altri tipi di sigilli, quelli cogeni, quelli che hanno proprio dentro un genio, hanno totalmente degli altri tipi di prezzi. Quindi minimo un sigillo con dentro un genio costa dai 300 euro in su come minimo. Ci sono dei esoteristi importanti che lo fanno pagare dai 1800 euro in su, ma se uno avesse le competenze e conoscenze capirebbe che li vale tutti, proprio perché c'è un lavoro importantissimo dietro. È chiaro che poi nella strada che cammin facendo su internet trovate sigilli che costano 14 euro, ma quelle lì non sono sigilli, sono patacche, no? In cui praticamente viene scritto che c'è dentro Pinco Pallino, ma nella realtà se uno avesse le conoscenze esoteriche capirebbe che, come si suol dire, è impossibile che quella cosa costi così poco, perché solamente sia il materiale che il tempo e la lavorazione e le conoscenze e le competenze e la qualità dell'anima dell'esoterista, cioè praticamente sarebbero totalmente un altro pianeta.
E quindi è chiaro che esistono le patacche, esistono veramente i maghi e gli esoteristi che fanno le cose con coscienza e competenza. E adesso vediamo un po' il discorso dei geni planetari, scusate, dei sigilli planetari, perché questo è importante. Allora, il sigillo planetario praticamente viene cucito, dato, messo, consacrato a una persona che lo commissiona, ma quando si va a scegliere un sigillo, prima di tutto si guarda il bisogno della persona, e la persona magari ad esempio ha una carenza diciamo vibrazionale perché è nata sotto certi influssi, nel suo giorno di nascita è nato sotto certi influssi particolari e ha delle mancanze, e ad esempio questo tipo qui, questo soggetto qui ha problemi a cercare lavoro, oppure non riesce a trovare la determinata fidanzata o ragazza. Allora perché si fa il sigillo? Il sigillo praticamente planetario, chiaramente, racchiude quelle, gli si mettono dentro il sigillo planetario quelle forze che in quel momento lì, non quando è nato, ma nell'evoluzione della sua vita, cioè adesso, se lo ordina adesso, è debole, le forze planetarie influiscono in modo importante e negativo su quel soggetto lì, in questo periodo qui. Quindi cosa succede? Si va a costruire questo sigillo per fare in modo che diventi come un abito vibrazionale e chiuda questo bisogno a questa persona qua, chiuda questo buco vibrazionale e lo aiuti a superare questo ostacolo della fidanzata o del lavoro e quant'altro. È chiaro che poi non è che fa tutto in un colpo solo, perché sennò molto probabilmente ucciderebbe la persona, perché sarebbe come investirlo di un'energia potentissima, no? E invece adagio, giorno dopo giorno, il sigillo continua a lavorare in quella direzione lì. Infatti i sigilli sono anche a livello magnetico magnetizzati, nel senso che molti sigilli, sempre dipendenza dalla qualità del mago che lo fa, assorbono delle energie magnetiche e alcune volte sono proprio misurabili. Ci sono stati dei clienti che, passando attraverso quei controllori nei supermercati di magnetismo, venivano fermati dalla sicurezza perché si rendevano conto che c'era qua dentro qualcosa di magnetico, e alla fine è saltato fuori che era il sigillo che era stato commissionato. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni sigillo è ad hoc sulla persona, e però bisogna anche stare attenti a una cosa: se il sigillo viene perso o bruciato o rubato, no? Se non è stato fatto bene, c'è da pagare un karma. È come se si uccidesse una persona, perché il sigillo in sé è vivo, ha dentro delle forze vive, e quindi chiunque lo fa deve avere anche le competenze e le conoscenze di disinnescarlo se magari viene rubato, bruciato o rotto. No, perché è capitato più di una volta che una persona o se l'è fatto rubare o l'ha rotto in un momento di ira, e poi chiaramente il sigillo dà delle conseguenze. Quindi anche chi lo fa chiaramente deve mettere dentro delle chiavi segrete in modo che si disinneschi appena viene rubato o cancellato. Poi un'altra cosa: il sigillo, anche se non l'avete con voi, continuerà sempre a lavorare dal momento che è consacrato per voi. Le sue forze continueranno a lavorare per voi anche se voi non lo vedete. Infatti c'è gente che il sigillo lo mette in una cassetta di sicurezza in banca, e in ogni caso lavorerà sempre per quella persona. Bene, e in più voglio dirvi un'altra cosa: il sigillo, quando voi morite, cioè quando cambiate stato vibrazionale, finisce proprio, almeno sto parlando dei sigilli planetari. Bene, detto questo, il vostro maglietto è finito per il momento e vi ringrazio di avermi ascoltato. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard, il vostro maglietto veneziano. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!